Sono 92 i ritratti di alcune delle più celebri dive italiane e internazionali protagoniste della storia del cinema. Immagini provenienti dall'archivio storico della Biennale di Venezia in mostra al Museo Bailo dal 21 ottobre al 7 gennaio. Questa mostra è entrata nel patrimonio dell'archivio storico della Biennale e l'archivio storico della Biennale sempre di più si apre al mondo della formazione, al territorio, agli insegnanti e a tutti coloro, oltre ai detti ai lavori, che vogliono sapere di più. Quindi abbiamo cominciato un percorso per cui i nostri patrimoni devono arrivare alla gente. Una raccolta fotografica curata da Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che racconta il ruolo fondamentale delle donne nel cinema. Sono divine in passerella, ma sono molto umane poi nella vita e quindi il cinema in realtà è un'arte che davvero realizza risultati importanti se sa cogliere gli aspetti più veri della vita. Che la cultura in realtà è anche sociale, la cultura fa bene alle persone, fa bene all'anima, è relazione, è cultura del bello, fa scaturire emozioni positive. Questo è prendersi cura e al tempo stesso, come in questo caso, può anche diffondere dei messaggi diretti. Le donne parlano alle donne, le divine parlano anche e soprattutto ai ragazzi. L'esposizione è stata inserita tra le iniziative Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. Parte del ricavato dei biglietti andrà infatti a sostegno della Lilt di Treviso. I fondi raccolti ci aiuteranno a proseguire nel nostro aiuto al malato oncologico e nel potenziare i nostri servizi a favore del malato oncologico e di chi ne ha bisogno.